Buon sabato sera, buona cena per chi già si è messo a tavola, per noi invece Noi stiamo ancora iniziando a preparare. Intanto la cena. Devo dire leggera ma buonissima di stasera. E poi ci portiamo anche avanti perché vogliamo preparare un dolce da gustare domani. anticipiamo l'ingrediente del dolce, Eh sono sì, delle belle fragole che abbiamo acquistato oggi. Hanno un meraviglioso profumo e le utilizzeremo per fare un dolce che vi abbiamo già proposto e che è piaciuto tantissimo a tutti, è piaciuto su tutti i nostri canali social. intanto prima di proseguire fateci sapere se si sente bene, se c'è l'audio e se ci vedete anche bene. Allora, io inizio con la ricetta salata per stasera e quindi vi spiego un po' di cose. Salutiamo intanto Sara. Iniziamo? Si sente bene? Di sì. Inizio a preparare una ricetta molto buona con i funghi portobello che però cuocerò in un secondo momento. Inizio con un fondo di pomodorini che vado a condire solamente con un pizzico di sale, dei capperi, in questo caso sono sott'aceto ma vanno bene anche quelli sotto sale. Metto un goccino di olio di oliva perché deve condire. Questo sarà il letto dei nostri funghi, che poi avranno anche un ripieno, vedrete tra poco. È un'idea carina, soprattutto per i piccoli di casa. Ecco qua, ovviamente con i pomodorini decidete voi di abbondare in base alle persone che avete a tavola o alle vostre preferenze. Intanto Valentina salutiamo tutti i nostri amici che si stanno collegando per questa live. Abbiamo Lilli, Antonella, Sara, Adriano. Andiamo a mettere in forno intanto i pomodorini. Ti seguo, intanto scriveteci nei commenti anche da dove ci state seguendo. Forno ventilato a 180 gradi, vorranno stare dai 10 ai 15 minuti, devono semplicemente ammorbidirsi, cacciare un po' della loro acqua di vegetazione. Lilli ci segue da Sono le Palma. 8:30, teniamone conto. Lilli ci saluta e ci segue da Palma di Montechiaro. Allora, più tardi, quindi quando i pomodorini saranno già un po' cotti, andremo ad aggiungere funghi e uova, ma lo vedremo tra poco. Intanto il dolce di domani. Utilizzo un mixer per frullare 800 g di fragole pulite, quindi abbiamo tolto il picciolo verde, le ho tagliate grossolanamente, quindi sono 800 g pulite. Ecco qua. Adesso aggiungiamo, vediamo dove l'ho messo, il succo di mezzo limone. Carmela ci saluta da Palermo, Nicoletta da Milano, Lucia dalla Puglia e poi Lia da Novara, Piemonte. Prendo un colino e aggiungo, e vediamo se riesco senza sporcare lo spremiagrumi. Dunque succo di mezzo limone che ravviva e mantiene questo bel colore anche. Ciao Simona Ecco che qua. ci segue da Sant'Antonio Abate e anche salutiamo Emilia. Avete cenato? Aggiungiamo anche lo zucchero che sono 130 grammi. La quantità di zucchero può essere variata, dipenderà anche dalla dolcezza delle fragole. Faccio solo un minutino di rumore perché vado a frullare. Mi allontano un po'.
arrivano dal Venezuela, dalla Sardegna, da Messina. Controlliamo. Vediamo che colore, guardate, è bello. C'è anche già un buon profumo. Profumo di fragole, profumo di primavera. Anche il frullatore ad immersione va bene comunque, ma magari ci mette qualche minuto in più, invece così andiamo spediti. Ecco fatto. Vediamo. Allora, andiamo a Bellissimo staccare. questo colore che ci regalano le fragole. Possiamo togliere. Maura ha ordinato una pizza stasera, troppo stanca per farla. Eh sì, riposati ogni tanto Maura, che tu lavori sempre tanto in cucina. Ok, e qui abbiamo 80 grammi di amido. Io lo dico sempre, preferisco l'amido di grano, la frumina, ma molti di voi mi dicono che non lo conoscono o non lo trovano, ma va bene anche l'amido di mais, non preoccupatevi. Questi sono 200 grammi di acqua che aggiungo a poco e mi serve semplicemente per sciogliere bene l'amido. Passaggio fondamentale per... Oh, ho fatto un disastro. Per non avere grumi. All'inizio l'amido farà un po' di resistenza, ma adesso lo sciogliamo per bene. Angela ci augura buona serata dalla Francia, quindi ci sono tantissimi amici che ci seguono anche oggi dall'estero. bello. Che bello. Vi abbraccio Siamo tutti tutti. insieme, vedi? Cuciniamo Lontani ma vicini. lontani, Sarebbe ma bello tutti qualche vicini. volta organizzarci e preparare tutti o no, ognuno a casa sua gli ingredienti e cucinare davvero insieme. Una simultanea. Sì. Ripeto un attimino, questi erano 80 grammi di amido, lo sciolgo con 200 grammi di zucchero e adesso vado ad aggiungere anche le fragole frullate, 800 grammi con 130 grammi di zucchero e il succo di mezzo limone. Comunque sopra il video della diretta vi ho già messo entrambi i link delle ricette che sto eseguendo. Eh sì, perché qualcuno ci ha Quindi fatto chi ha fretta o chi non vuole stare con noi, ma chi è curioso e vuole andare a sbirciare subito, trova già i link delle ricette dove può vedere ogni dettaglio. ci fa sapere qualcuno che lo preparerà domani per i suoi nipotini. Questo di fragole? Sì, sì. Eh sì, è un dolce molto genuino. Ok, l'amido l'abbiamo sciolto. Ciao Cetti, ciao Renata. Salutiamo anche Lia. Non ci sono grumi, quindi vado a togliere le lame. Le fragole sicuramente piacciono a tutti, quindi questo dolce semplice, genuino, facile da realizzare, con pochissimi ingredienti è ideale per tutta la famiglia. E le vado semplicemente ad aggiungere. Qualcuno molto più scrupoloso potrebbe anche filtrare le fragole per togliere i semini, Ma però no, vi garantisco dai. che non c'è questa necessità. Io non l'ho mai fatto perché mi sembra un po' esagerato. Maura ci sta scrivendo che sta seguendo la diretta con calma. E sì, la diretta Se ti... è un momento da trascorrere insieme, leggere i vostri commenti, scambiarci qualche idea, sentirvi vicini. Quindi non bisogna avere fretta, anche se poi tutti noi magari corriamo tutta la vabbè, è giornata, normale, però magari dai. per qualcuno non è il momento giusto, può anche essere. Ciao Nina, ciao Cinzia dalla Valle d'Aosta. Allora, qui Vero, ci siamo Val con gli Genova. ingredienti, abbiamo messo tutto, quindi Stai mescolo per attento a non bene. dimenticare nulla. Ma mi sembra di no. Ricordati anche Lo che sai però cosa sto notando? Che la volta scorsa con il frullatore di immersione la purea era ancora più liscia. Ti risulta? Ti ricordi? Un Col po'. dei pomodorini. O magari forse è meglio tirarli fuori li tiriamo fuori già. e poi andiamo a Sì, cuocere esatto. questo. Beh, tanto poi il più è fatto, bisogna solo cuocere. Allora, Vado no- a vedere i pomodorini. Non confondiamo gli amici che si stanno collegando adesso.
ricette diverse, quindi le fragole non hanno nulla a che vedere con i pomodorini, le fragole fanno parte del dolce di domani, mentre i pomodorini li utilizzeremo per questi funghi. Tra poco vi mostreremo come. Lia ci scrive: al posto dello zucchero si può mettere il miele? È meglio un altro dolcificante Magari utilizza piuttosto qualcosa. che il miele. Un dolcificante come la stevia, ho visto che molti utilizzano. Giovanna ci segue da Venezia, bellissima città. I Aspettiamo ancora pomodorini per. potrebbero anche rimanere, però Vediamo sono come sono. passati 10 minuti. Ancora forse posso rimanere qualche minuto, sì. Sì, però Dai, io devo finire il dolce. iniziamo la Beh, cottura del dai. dolce. No, no, no. Tanto avranno modo di cuocere ancora con i funghi. Ecco qua. Adesso mettiamo i funghi e continueranno poi ad ammorbidirsi. Vediamo. Allora, posizioniamo i nostri funghetti. Siamo a dieta, non so se si vede. Solo 2 funghi perché ci metteremo adesso all'interno anche le uova. Allora, insaporiamo con un pizzico di sale e un po' di pepe nero, così questo va ad insaporire appunto i funghi. Poi rompo qui le mie uova allora, per presentare i funghi in questo modo, che secondo noi è una maniera molto simpatica, occorre che i funghi portobello in questo caso abbiano una bella forma circolare, siano proprio perfetti, perché se sono a volte capita un po' piatti, in questo caso non vanno bene. Perché guardate cosa vado a fare adesso? Faccio scivolare l'uovo all'interno. Quindi è chiaro che se la forma non fosse perfettamente circolare non potrebbe racchiudere l'uovo perché scapperebbe via. Quindi quando acquistate i funghi mettiamo il nostro uovo. Ecco qua. Idea simpatica, vero? Sicuramente a tavola Adesso faranno il un figurone. pizzico di sale anche sulle uova. Solitamente metto anche tanto basilico, non ho ancora le piantine perché faceva ancora abbastanza freddo fino a pochi giorni fa e non le avevo comprate per non farle morire. Ancora un pizzico di pepe nero. Ecco qua, possono andare in forno. I funghi, avete visto, non ho tolto la pellicina che li riveste perché andrebbero rovinati. Li ho semplicemente puliti con un panno umido, quindi ho pulito tutta la calotta. In questo caso, tra l'altro, li avevo acquistati anche senza gambo perché erano, diciamo, in una confezione e quindi non avevano il gambo. Nel caso voi li acquistiate con il gambo, potete tagliarlo a rondelle e cuocerlo insieme ai pomodorini, di sicuro non si butta. Quindi questa è Andiamo l'unica in cosa da forno fare. nuovamente. Mettiamo in forno nuovamente. Ma sono già carini. Quindi forno come prima, ventilato, 180 gradi. Sono -1/4, caro Daniele. Anche questa volta dovranno stare una decina di minuti. E Che noi ci poi portiamo avanti intanto è per il anche dolce. il tempo di cottura del nostro dolce. Quindi riusciamo a fare tutto. Ancora una mescolata perché magari l'amido se n'è andato giù sul fondo. E vado ad accendere fiamma media. Questo è il dolce di domani, domenica delle Palme. Qui l'unica cosa noiosa è che non si deve smettere di mescolare, questo è fondamentale, altrimenti si formano grumi o si attacca sul fondo. Bisogna mescolare sempre come si fa con una normale crema. Non abbiamo ancora detto come si chiama questo dolce, che è un dolce siciliano, anche se molti delle volte obiettano perché mi dicono: possibile che sia un dolce siciliano? Con le fragole anche? Sì, questo è il gelo che in Sicilia si prepara generalmente proprio con la frutta, in estate ad esempio con l'anguria frullata, così come ho fatto adesso con le fragole. E poi c'è anche il gelo di arance e di mandarini che si prepara con il loro succo. Questa è una versione del gelo primaverile. E qualunque frutta voi scegliate, gli ingredienti sono sempre solo 3, come avete visto.
frutta, polpa o succo, zucchero e amido. Quindi in questo caso sarà molto molto profumato, a patto che le fragole siano comunque ben mature e buone già di loro. Ecco qua. Noi adesso dobbiamo solo mescolare e aspettare l'ebollizione. Allora, chi ha fretta e non vuole stare in nostra compagnia può anche andare a vedere la ricetta sul link che c'è sopra il video. Chi invece vuole farci compagnia in questo sabato sera, soprattutto chi ha già cenato e quindi magari Beati loro. beati loro, può stare qualche minutino insieme a noi, magari scriverci qualche commento di questo dolce, ma anche il risultato dei funghi che sono in forno. Basteranno pochi minuti. Intanto vi ricordo sempre poi di condividere il video, avrete modo di farlo conoscere anche, di far conoscere i piatti che prepariamo anche ai vostri amici, e vi aspettiamo anche sul nostro gruppo Facebook, il gruppo di Vivo Mangiando, dove potete postare tante foto, video, consigli, scambiarci delle idee e stare tutti insieme. Maria Antonietta ci augura buon appetito e ci scrive brava. Grazie. Ma qualcuno di voi ha già provato questa ricetta? Ad esempio su Instagram è piaciuta tantissimo, ha raggiunto quasi 2 milioni di visualizzazioni. Caspita, 2 milioni di visualizzazioni, Eh Valentina. sì, questo dolce l'hanno apprezzato soprattutto anche gli stranieri. Ci hanno scritto in tanti dalla Spagna, dall'America, dalla Francia, dall'Inghilterra. Tanti chiedevano la ricetta tradotta. Sì, sì, è piaciuto il fatto che fosse così semplice, preparato con pochi ingredienti. Poi l'hanno replicato e sembra proprio che sia stato un successo. Questo dolce si può presentare in singole monoporzioni oppure si può versare in uno stampo per budino unico, grande, come farò io. Utilizzerò questo e quindi poi va tagliato a fette e servito. È bello che è bianca piuttosto che con quella scura, con foglioline di menta. Noi l'abbiamo fatto con la cioccolata bianca. Sì, Ricordiamo che lo stampo dovrà essere bagnato prima di versare il... sì, sì. Cambierà colore tra poco. Diventerà un po' più intenso e cambierà consistenza perché andrà a gelidificarsi. Non appena finiamo con questo saranno pronti, presumo, anche i funghi e quindi vediamo entrambi i risultati. Fiamma, Media, eccola qui. troppo alta non va bene, nemmeno bassissima, perché dobbiamo portarlo ad ebollizione. Sta già cambiando un po' consistenza, sento un po' di resistenza. Ricordiamo ai nostri amici che non bisogna semplicemente riscaldarlo. No, dobbiamo proprio vedere le bolle, altrimenti poi non si solidifica nemmeno in frigo. Qualcuno è stato distratto in passato con altri dolci simili. Sì, sì, si è proprio arrabbiato qualcuno perché poi l'ha dovuto buttare. Ci siamo quasi comunque. Noi prepariamo il gelo praticamente tutto l'anno, perché in estate lo preparo con il melone giallo frullato oppure con l'anguria rossa. In inverno mi piace tantissimo quello di arance oppure di mandarini, ma proprio tanto tanto. E adesso invece ci deliziamo con questo alle fragole. A me è piaciuto anche quello al limone, anche se poi magari per Già, qualcuno... richiede un più zucchero durante la preparazione, sì, richiede un utilizzo maggiore di zucchero, però sta cambiando. sì, sì, è assolutamente già molto più denso. Continuano a arrivare tantissimi cuoricini dai nostri amici. Ci scusiamo un Oh, po' che per bello! questa Hai visto che è attesa, però... diventato un po' più scuro? Cioè più intenso il colore? Eh sì.
Ok, sento che manca poco. Aspettiamo però le bolle prima di spegnere. Si potevano frullare un po' di più le fragole per essere più lisce, diciamo, però non volevo far attendere troppo i nostri amici. Eccoci siamo. Ok, ci siamo, sì. Ecco le prime bolle. Dobbiamo decisamente aspettare loro, guai a spegnere prima. E adesso continuo ancora un minuto e solo dopo si potrà spegnere. Ecco qua, visto? Intanto si sente un profumo di queste fragole. Più sono di stagione e più questo dolce verrà buono. Quindi Assolutamente sì. fatelo con le fragole di Devono stagione. essere piuttosto mature anche. E se sono biologiche, ancora meglio, inutile dirlo perché hanno tutto un altro profumo e anche un'altra dolcezza. Quindi più sono di qualità e più gustoso sarà il dolce. Ma questo vale per tutte le cose. Salutiamo Irma che si è collegata e ci sta seguendo. Posso spegnere? Il dolce è quasi pronto, siamo al passaggio finale. Io lo mangerei anche così già, magari tiepido, Mhm. però vi assicuro che poi freddo, in particolare. No, ma freddo già piace. Francesco ci saluta dal Belgio, Vado buongiorno a Ludovico. sciacquare lo stampo. Ecco, allora, sciacquiamo lo stampo, quindi quest'altro passaggio è anche fondamentale per la buona riuscita di questo dolce, No, per poterlo sformare meglio. altrimenti poi domani avrete delle difficoltà. Eccolo Controllo qui. anche i funghi già che ci sono. Ciao Angela. Ok, do ancora una mescolata per lasciare intiepidire giusto un po'. E adesso, come vi dicevo, potete usare stampini monodose o comunque quello che preferite. Questo dolce piacerà sicuramente a tutti perché immagino tutti i nostri amici ameranno le fragole. Fateci sapere anche qual è il vostro dolce preferito con le Vediamo se fragole. riesco a Intanto non stai fare attenta Valentina, danno. non fare danni, non bruciarti. Ho solo 2 mani. Ciao Angela, ciao Eleonora. Ci saluta Anna da Palermo e ci augura buona vigilia delle palme, buona vigilia delle Grazie. palme anche a te e a tutti i nostri amici che ci seguono sempre sulla pagina di Vivo Mangiando, ma anche sul nostro gruppo. E poi da Vicenza ci saluta Eleonora. Se potessi raccontarvi il profumo. Ok, livello. Il gioco è fatto. Cosa bisogna fare adesso? Lasciarlo riposare così a temperatura ambiente perché è troppo caldo per metterlo in frigorifero. Dunque, passata un si confondono, quindi non va in congelatore, va semplicemente in frigorifero. Per quanto? Minimo 5 ore se volete mangiarlo in giornata. Se lo preparate il pomeriggio o la sera, come ho fatto io, andrà benissimo farlo riposare tutta la notte, sarà ancora meglio. L'indomani potete staccare leggermente i bordi, cioè il gelo dai bordi e poi capovolgerlo su un piatto e decorarlo a piacere appunto con cioccolata fusa, cioccolata in scaglie piuttosto che fragole fresche, insomma, come più gradite. E poi, Anche con la panna, mi diceva qualcuno l'altra volta, diceva di averlo provato proprio con ciuffetti di panna. e poi lo tagliate a fette e lo gustate. Eh sì, Ecco, no, non è una dose questa magari qui mangiano tranquillamente anche 4-5 6 persone, assolutamente sì. Sarà molto morbido, come un budino, sarà morbido da mangiare al cucchiaio, però anche di sostanza, ecco. A differenza ad esempio di una gelatina di fragole, che anche in bocca dà tutta un'altra sensazione, questo è sostanzioso e genuino come dolce, senz'altro. Intanto salutiamo Pina dalla Sardegna
Elisabetta da Partanna, e nel forno non dimentichiamoci che abbiamo qualcos'altro, abbiamo la Sì. cena di stasera. Adesso vado a vedere la consistenza delle uova. Allora, qui i tempi di cottura dipendono da come volete mangiare l'uovo, perché se vi piace il tuorlo più morbido per pucciare il pane, lo potete lasciare più morbido. Se invece lo preferite più sodo come Daniele, ahimè, devono ancora stare Dai, questa volta mi accontento, un minutino. magari lo usciamo così lo facciamo vedere bene ai nostri amici. Dici? Eh sì, così lo mostriamo. Sì, dovevano ancora magari stare un minutino. Quanto hanno però- fatto di cottura? 10 minuti. Ecco, magari voi li potete lasciare Sì, anche un quarto solitamente li d'ora. lascio un quarto d'ora. Sì. Beh, il tempo che l'uovo si stringa un po'. Quindi si regoleranno sicuramente i nostri amici. Sapranno decidere il momento giusto. Allora, questa è la nostra Questa è cena. la nostra cena, ci piace. E poi il fungo rimane abbastanza carnoso, sodo, e questo è un altro vantaggio, ad esempio, dei funghi portobello, che sono delicati e sono anche molto carnosi. E poi c'è l'uovo che dà sostanza, quindi è un bel secondo me. Non so cosa ne pensate voi. Allora, scriveteci nei commenti cosa avete preparato oggi per cena e cosa farete anche per domani. Più tardi, dopo la cena, andremo a leggere anche i vostri commenti. Ricordatevi di condividere il video e di lasciarci un like. Sì, grazie per la compagnia. Questo è il gelo con le fragole. Abbiamo visto che qualcuno Anna, saranno buoni. Sì, Lia ci scrive i funghi immagino. sono crudi, magari ancora qualche minuto, ma noi Adesso li rimettiamo in forno, li rimettiamo in forno, era solo per Li rimetto in mostrarvi forno ancora 2 minutini. il risultato Beh, finale. non vogliono cuocere tantissimo i portobello alla fine, sono già abbastanza mosci. Li andiamo a rimettere solo un minuto per stringere ancora un po' l'albume perché Daniele ama l'uovo molto cotto. Però, ripeto, è una scelta. Ciao Elisabetta, ciao Angela, ciao Antonella, ciao a tutti e buona serata e buon fine Sì, settimana e naturalmente anche buona domenica delle palme. Li mettiamo in forno e poi un filo d'olio, qualche foglia di basilico se ce l'avete, non fatelo mancare, oppure un'altra erba aromatica se vi piace. E tra poco. Ciao ciao, alla prossima. Ciao, Grazie grazie per averci ancora. fatto compagnia. Ciao a tutti.